Ciao, ecco l'inizio di un nuovo vlog. Questo vlog lo inizio con una mega spesa, nel senso che sono andata da 3 supermercati perché volevo cercare i biscotti, quelli che hanno fatto nuovi la Nutella, ma non li ho trovati, per cui ho fatto una spesa grossa da un supermercato dove mi ero fatta anche la lista. Gli altri due ci sono andata per vedere se trovavo questi biscotti, non li ho trovati, però per non uscire senza niente ho preso un po' di cose. Vi dico che tra l'uno e l'altro ho speso 20 euro, 10 euro l'uno più o meno, e vi faccio vedere adesso la spesuccia. Allora, queste due borse sono le borse del primo supermercato dove mi sono fatta proprio la spesa. Questi due sacchettini sono di altri due supermercati che cercavo i biscotti, ma non li ho trovati. Allora, nel supermercato, quello che ho fatto la spesa più copiosa, più abbondante, ho preso di nuovo, ho preso i Kinder cereali, biscotti ai 7 cereali. C'erano questi con, dove c'è scritto, eccolo qui, gocce di cioccolato fondente, poi c'erano degli altri che c'era scritto con le nocciole. Io ho preferito prendere questi con il cioccolato fondente. Comunque anche questi sono una novità e per il momento, diciamo, mi consolo con questi. Ho preso un pacco grande di stuzzicadenti. Io di solito prendo questi pacchi grandi che mi bastano un anno abbondante. Poi il tonno, ho preso questo di Rio Mare Extra, l'olio extravergine, un sacchettino di tutti insieme insalatina, le uova, di qua, aiuto, mi sa che ho rotto il sacchetto, ci ho fatto il buco. Comunque qui c'è una fetta più o meno di 1 centimetro di prosciutto cotto. Di qua, ormai me ne libero di questo sacchetto, di qua ci sono i 2 tomini, di qua c'è mezza neve del grappa che più o meno assomiglia al formaggio brie. Poi cosa ho preso? Di qua sono 2 fettine di formaggio da cuocere, quello da mettere direttamente in piastra, e di qua c'è un quarto di caciocavallo. Di qua in questo sacchettino c'è la diavolina che si inizia ad accendere il fuoco per scaldare un po' di più la cucina. Poi ho preso i ravioli che sono un po' schiacciati, ne ho prese 2 confezioni perché inizia il periodo in cui faccio il brodo di carne e mi piace con i ravioli. Ho utilizzato anche i passatelli, ma come sono buoni anche i passatelli, però per me è migliore è con i ravioli. Il pane grattugiato. Allora inizia il periodo dei cotechini, e visto che ho visto questo vasetto di crème ho deciso, beh, lo prendo e vediamo se va mangiato, perché stavo quasi pensando domani mattina, sempre se non piove, di andare a prendere un cotechino di quelli già cotti che basta che in 15 minuti basta che lo metti in pentola ed è pronto. Però ho la necessità che non piova forte, perché da dove parcheggio ad andare in questo posto mi ci vogliono 10 minuti a piedi. Poi qui dentro, ho ripreso le arachidi pralinate, che queste mi sono molto piaciute. Poi qui dentro c'è dello zucchero che l'ho messo sotto perché più viginavo, ero deciso, lo metto sotto così non si bagna. Il latte. E ho preso questa cosetta qui che non l'ho mai assaggiata, è la prima volta che prendo questo vasetto. È una mostarda, però dentro ci sono ortaggi canditi per arrosti e carni bianche, ideale con formaggi, arrosti e carni bianche. Questo miscuglio qui, vediamo che gusto ha, perché stava nel reparto delle mostarde, visto che arriva il periodo che di solito non sono niente male neanche le mostarde, però ho deciso di provare questa verdura candita. Poi qui dentro ci sono le bibite, lo zucchero e il latte. Su quest'altra borsa
abbiamo questo dolcetto, la torta brownie, che è senza conservanti, ricetta originale, non l'ho mai presa e non so se sia buona. Una confezione di tramezzino, che ne tengo sempre uno, anche perché non hanno una scadenza più o meno di un mese, e la tengo in frigo per necessità, è sempre pronta per essere mangiata. Poi qui c'è un pacco per carne da brodo, che ho preso questo mix, che io di solito adesso questo mix lo congelo e poi lo preparo quando è ora che voglio fare il brodo. Una confezione di pasticcio di carne, visto che le temperature si sono alquanto abbassate, è buono anche il pasticcio. Poi per questa sera, che devo finire delle salsicce avanzate, e ci ho preso queste cipolline in agrodolce, che come come contorno secondo me vanno anche bene. Poi ho preso le olive ascolane, che secondo me loro le fanno abbastanza buoni. Poi qui dentro ci dovrebbe essere un altro pacco di carne, che quando faccio il brodo utilizzo sia questo che questo e li metto insieme. Delle zuppe, una è al cannellini e broccoli, l'altra invece è passata di verdura. Poi ho preso le noci queste sgusciate, una confezione di panna, che in questo periodo la panna la utilizzo quando faccio il brodo. La carne lessa la sera va mangiata, se ne avanza la sera dopo con un po' di cipolla tagliata a pezzettini e un po' di panna, vi devo dire che non è niente male. E qui una scatoletta di brodo, di cuor di brodo, che si è un po' maciullata stando sotto. E adesso passiamo ai due sacchettini. Ho male le gambe a stare, sono inginocchiata così giusto per prendere le cose, e devo dire che mi sto stancando le gambe. Comunque ho preso un pacco di pasta voiello, queste mezze maniche rigate. Io la pasta voiello non l'ho mai assaggiata. Ho assaggiato la De Cecco, la Garofalo e la Barilla. Questa non l'ho mai. Poi qualche marchio che trovo nei piccoli negozietti di affettati, che di solito tengono quei marchi che non si trovano al supermercato, perché ho deciso di provare ad assaggiarlo. Allora ho preso un pacco di questa, un pacco di sushi, sono giusti 1 2 3 4 rotolini, giusto per fare uno spuntino di sushi. E mi ha detto la ragazza, mi ha detto cosa cerchi? Gli ho detto sto guardando il banco del sushi, e lei mi ha detto guarda che adesso non teniamo più le salse dentro la confezione, sono extra e dobbiamo prendere quelle che ci piacciono. Per cui ho preso la salsa di soia, che è la solita. Di qua ho preso lo zenzero, che non so se sia buono. Poi ne ho presa un'altra che sarebbe il wasabi. Lei mi ha detto guarda che il wasabi è piccante, ma visto che erano gratuitamente ho deciso di prenderle e di assaggiarle. E per finire ho preso un vasetto di pan di stelle. Questo è quello che ho fatto da un supermercato dove non ho trovato i biscotti. Dall'altro supermercato, sempre per il motivo che non ho trovato i biscotti, ho preso il Chobar in crema. Ne avevo sentito parlare per televisione e ho deciso di prenderla. Una confezione di Poké Coffee, delle sottilette, queste qui sono le sottilette originali, e un altro pacco di pasta, soltanto che questa volta ho preso i tortiglioni sempre della Voiello. E prima di struccarmi volevo farvi vedere il trucco di oggi. Allora oggi sto provando novità, sto provando questo kit di rossetti liquidi di Kat Von D. Ho messo questo colore che segno con il pollice, sarebbe questo centrale, quello che mi vedete addosso. Li trovo confortevoli sulle labbra e mi stanno piacendo, perché ho già provato sia questa colorazione che questa. I due nude, diciamo, li ho già utilizzati e non sono niente male. Sugli occhi
sto provando questa qui di Too Faced, che sarebbe, aiuto, la Spice, la Gingerbread Extra Spice. Infatti la differenza tra l'una e l'altra, anche nella confezione, oltre al nome che ci hanno aggiunto una parola, è anche che qui sulla confezione, dove c'è il specchio, c'è anche la signora pan di zenzero, che mentre su quella dell'anno scorso c'era solo l'omino di pan di zenzero. E sto iniziando a utilizzare questo. Vi devo dire che come texture di ombretti, per un mio modo di truccarmi, mi stanno piacendo di più di quella di Huda Beauty. E tenete conto che questa palette, grazie ad uno sconto sul secondo prodotto che avevano fatto al 31 di ottobre, io l'ho pagata 35 euro al posto di 50, per cui veramente mi sta veramente piacendo. Cioè, il trucco è sui soliti colori biscotto, pan di zenzero, perché più o meno le colorazioni si assomigliano a quelle dell'anno scorso. Infatti, se lo avete già visto, vi ho fatto un video in generale dove ve le mostro tutte e due, che sono simili, non c'è niente da dire, però hanno quel poco di tono in più o in meno che ci dà un po' di differenza tra l'una e l'altra. Ma comunque come texture, quella di Huda Beauty, la nuova, veramente non mi convince. Ok, io adesso mi strucco, che sono le 5:15 del pomeriggio, è già buio perché fuori piovigina e devo fare il purè, per cui mi devo cambiare, mettere la tutina e preparo il purè per questa sera. Sono appena tornata da un giretto. Ieri avevo questa felpa con questa sciarpa e avevo freddo. Oggi ho tirato fuori questo, sempre con questa sciarpa, e avevo un po' di caldo, per cui non so cosa mettermi. Il giretto di questo pomeriggio l'ho fatto per farmi una lampada di 10 minuti e quella a posto. Poi sono passata dai cinesi perché vedo e ho visto delle foto su Instagram fatte con un tappetino bianco che ha il pelo lungo così. Però sì, ho guardato se lo trovavo, poi non sapevo dove guardare, anche perché domenica scorsa l'avevo visto al mercato che ero andata domenica, però non l'ho preso. Ho pensato, boh, ci passo dai cinesi, vediamo e vedo cosa hanno. Dai cinesi, come prodotto sul bianco, ho trovato queste due cose. Questa l'ho pagata 2,50 euro e in totale ho pagato 8 euro, per cui dai 2,50 euro il resto l'ho spesa per questo. Allora, praticamente è un fatto così, a questo tipo mattonella, ed è bianco così. Questo misura 70 x 77 centimetri, mentre questo qui, che sarebbe di tappeto di Ovata, è scritto lì, misura 55 x 90, per cui li ho presi tutti e due e vediamo con quale dei due mi soddisfa di più a fare foto con uno sfondo bianco, perché questo c'è anche dei brillantini argentati, mentre questo no. Il trucco di oggi, ancora con la Mercury retrograde di Huda Beauty, ho fatto questo. Sulle labbra invece ci ho provato una cosa nuova, è un rossettino sul liquido, però sarebbe una via di mezzo tra un gloss e un rossetto liquido, e sarebbero questi qui di Bottega Verde. Io ho la colorazione numero 8 Marsala. Qui c'è scritto che è un rossetto liquido effetto lacca rimpolpante. In questo momento sono 2 ore che ce l'ho su e questo è il risultato dopo 2 ore. Diciamo che non è niente male, anche perché anche qui, se è andato via che è meno colore intenso, non è che mi dia molto fastidio, visto che il colore è un colore verso il scuro. Pensavo che si notasse di più la differenza, però vedendomi così mi sembra che la differenza sì c'è, ma non è eccessiva come mi è successa con altri rossetti liquidi. Volevo raccontarvi la novità di questa mattina. Questa mattina ho aperto YouTube sul reparto di Creators, giusto per mettermi a posto il video per venerdì,
e mi trovo la dicitura che adesso ci sono delle nuove leggi da rispettare per quanto riguarda i bambini e devo insegnare se o in via definitiva o video per video se i miei video sono adatti o non ai bambini. Io di regola il mio canale è aperto a tutti perché non faccio niente di strano. E allora guardando e per giunta avendo anche l'aiuto di Lucia del canale I Sentieri del Gusto, che ho fatto una storia su questo discorso, e su Instagram mi ha risposto che è arrivata anche a lei e anche lei ha segnato sui video non adatto ai bambini, perché per adatto ai bambini intendono video di giocattoli, abbigliamento per bambini e queste cose qui proprio da bambini, per cui era un po' l'idea che mi ero fatta io di questa idea per bambini. Però girando sui video, penso che vi sia successo anche a voi, vedete ragazzine di 15-16 anni che hanno già il canale, per cui non sapevo queste ragazzine dove finivano, che in teoria il mio video potrebbe essere adatto tranquillamente, visto che faccio trucco, a questa età penso che rispetto ai miei tempi, al giorno d'oggi, a 16-17 anni già ci si trucca alla grande. E per cui ero un po' indecisa, però poi un po' per mia decisione, capindomi un po' parlandomene su Instagram, ho capito di dover scrivere non adatto ai bambini per questo motivo. E comunque ho risolto questo problemino che oggi YouTube si è svegliato di fare. E poi cosa volevo raccontarvi? Beh, questa mattina ha piovuto tutta stanotte e anche questa mattina. Adesso c'è un sole con delle nuvole, però la giornata sta andando meglio. Sugli occhi sto provando questo è un trucco fatto con la nuova palette di Too Faced, la Gingerbread Spice, comunque quella nuova, non mi ricordo più la parola che ci hanno aggiunto, comunque è quella nuova e la sto testando e vi dico che come texture di ombretti mi piacciono. Poi mi sto preparando la lista, adesso non so se questo, perché sono un po' rincoglionita sui giorni e non so se questo video vada in onda proprio il venerdì che c'è il Black Friday, boh, non mi ricordo. Comunque ve lo dico in questo vlog che mi sto preparando la lista di prodotti da acquistare con il Black Friday, sempre se ci sono sconti interessanti. E in più ho visto che da Sephora è arrivata Pat McGrath, qualcosa del genere, però come palette. Ci lamentiamo di Natasha Denona, però anche Pat McGrath come palette non scherza in quanto riguarda a prezzi. Su 10 colori 125 euro. A me sembra che sia più cara di Natasha Denona, sinceramente. Comunque mi sono scritta di provare un rossetto di Pat McGrath, costa 39 euro, per cui sempre vediamo i sconti, per cui l'idea di provare questo marchio c'è, approfittando naturalmente del Black Friday o del Cyber Monday, perché sicuramente già mi è arrivato un 20% da Sephora e già sotto c'è scritto che il marchio Pat McGrath non è scontabile al 20%, come tutti i nuovi marchi che sono arrivati da Sephora, per cui spero in queste due occasioni di avere la possibilità di acquistare qualcosa scontato, però veramente non mi aspettavo i prezzi così alti. Ed ecco un altro acquisto sempre per fare foto su Instagram o anche quando scrivo sul blog, oppure anche per le anteprime dei video. Ho preso un'altra cosetta per 3 euro, sempre dai cinesi, che si chiama rotolo di organza a rete. È 2,5 metri, per cui devo tagliare, sì, la taglio per troppo lunga, e pensavo di farne 2 strati, e piuttosto cioè di per sé volevo il tappetino, quello con il pelo lungo, ma visto che non lo trovo, anche queste idee, visto che sotto Natale il bianco è più considerato su queste cosette, ho deciso di prendere anche questo, di provare anche questo esperimento con questa, cosa si chiama, rotolo di organza a rete. Per quanto riguarda il discorso di video, di scrivere se sono per i bambini oppure no, questa mattina mi è arrivata un'email
più chiara, scritta in italiano da parte di YouTube, che mi dà più spiegazioni sugli affari, per cui adesso sono in giro perché volevo andare al mercato agricolo visto che c'è solo oggi, ma poi quando torno cambio completamente, non sto lì a scrivere ogni video per chi è, ma scrivo completamente che non è per i bambini, perché oltre al fatto che è spiegato per chi fa anche cartoni animati, per cui proprio cose da bambini, e è anche scritto che se questi canali hanno la monetizzazione si vedranno un introito minore perché certe cose vengono tolte, per cui ci sono vari motivi per cui è giusto scrivere che non sono per bambini, che i miei video non sono per bambini. Ecco quello che volevo dirvi. Bene, adesso vado al mercato agricolo, che sono le 8 e quasi le 8 e mezza, e vado al mercato agricolo. Poi anche perché sono uscita presto, perché oggi dovrebbe arrivarmi un pacco. Io ieri ho fatto 2 ordini, perché uno l'ho fatto da Luco Fantastic, che ho preso delle acque micellari, volevo aspettare il Black Friday o il Cyber Monday, però mi sembrava di ammucchiare troppe cose per quei giorni. E visto che avevo già degli sconti su questi prodotti che ho scelto, ho deciso di anticiparmi un po' di cose, per cui da Luco Fantastico ho preso 2 acque micellari, ho deciso di provarle, di 2 marchi che non conosco, che non li ho mai provati, pensando anche che, visto che a gennaio non si sa con la Brexit se fanno la dogana oppure no, intanto provo anche questi nuovi prodotti. Poi per provare acque micellare qui, acquistabili in Italia senza dogana, se succede ne ho tempo. Poi invece da Sephora avevo il 20%, e visto che ero interessata ai prodotti di Sol de Janeiro, ho deciso di prendere qualcosa, e visto che siamo in periodo di Natale ci sono i kit natalizi, e ho deciso proprio di prendere un kit che dentro ha un doccia o 2 creme, una da 75 ml e una da 50 ml, e il lip balm. E ho deciso di prendere questo kit, e adesso in teoria dovrebbe arrivarmi già oggi, perché Bartolini mi ha mandato l'email che dovrebbe essere in consegna oggi, però visto che è presto le consegne sono ancora in organizzazione, per cui devo aspettare alle 9:30 per sapere l'orario e cosa. E eccomi qua. Bene, adesso vado a fare. Anche oggi ho utilizzato la palette nuova di Too Faced, la Ginger Spice Extra, e comunque, cioè, provando vari trucchi, quasi tutti escono su questo color mattone rossiccio, per cui tenete conto, se vi piace la palette, che di base è questa la colorazione che vi dà agli occhi. Sulle labbra invece ho rispolverato, però vi dico che provando altri rossetti, è un rossetto in stick, ma provando altri rossetti di Huda Beauty, per esempio, mi piacciono molto di più quelli di Huda Beauty. Questi sono un po' anche come texture, li sento diversi, e sì, non è che mi soddisfino molto. Comunque è un rossetto di Kiko che fa parte della collezione Glossamer Emotion, per cui sono di quelle, è un rossetto in collezione permanente, ed è del Creamy Lipstick Rouge à Lèvres, il numero 131, quello che ho addosso. Però sì, sentendole, avendo proprio ieri messo uno di Huda, vi devo dire che la differenza sulle labbra la sento. Sì, sono confortevoli anche questi, però hanno qualcosa come texture che veramente si sente la differenza. Ok, questi costano meno, sarà anche che sono 2 anni, 3 anni, 2 anni sicuri che ce l'ho. Però diciamo che certe texture sono state sorpassate da qualcosa di migliore, perché in questo periodo sto provando a rispolverare i rossetti in stick. Di solito, cioè, io ho
poi ve le faccio vedere eventualmente. C'ho due scatoline, una per i rossetti in stick e una per i rossetti liquidi. Di solito tengo sopra quella per i rossetti liquidi, perché sono quelli che di solito fino adesso ho sempre utilizzato di più. Però in questo periodo invernale che fa più freddo, e non so, poi avendo provato i rossetti di Uda che mi hanno davvero conquistato, ho cambiato la posizione delle scatole, ho messo sopra quelli in stick e messo sotto i rossetti liquidi. Comunque vediamo poi se cambio idea provandoli, mettendoli. Però in questo momento mi ispira a fare queste prove, perché sinceramente provandoli mi accorgo se vale la pena tenerli in quella scatola ed utilizzarli oppure metterli da parte come questo. Veramente sto pensando di togliere dalla scatola, perché vedo che come texture che non mi soddisfa molto. Comunque adesso vediamo nei giorni provandoli cosa combino. Consegna Bartolini variata a domani, per cui niente pacco oggi, e mi vedete con il berrettino in testa perché quando sono partita erano 5 gradi e mezzo, adesso sono 7 gradi e mezzo, comunque è salita già di due punti. Visto che ho la mattinata libera, che non devo muovermi perché arriva il corriere, ho pensato di fare un giro sia da OVS che da Piazza Italia. Vediamo se trovo qualcosa oppure niente. Vi faccio vedere la spesa fatta questa mattina al mercato agricolo. Allora, ho preso un cavolfiore, questa volta l'ho preso viola, c'era viola, giallo e bianco, ho deciso di prenderlo viola. Qui dentro ci sono 3 kg di patate, visto che è il periodo che più o meno di solito faccio il purè, ho deciso di prenderle, però comunque anche lesse non sono niente male. Di qua ho preso 2 finocchi e un cappuccio, di qua ho preso un radicchio variegato, mentre lì sotto ci sono il radicchio tardivo che è qui sotto. E di qua sono passata in pasticceria e mi sono presa questo piccolo dolcetto. Allora, questo dolcetto dovrebbe essere al suo interno con una cremina al pistacchio della granella di mandorla caramellata, qualcosa del genere. Comunque ho deciso di provarla. Di solito ho assaggiato la Sacher da questa pasticceria, vi devo dire che non la fanno niente male, ma ho deciso di provare un altro dolce. Poi per 6 euro sono passata da questo negozio che si chiama Son e ho visto un po' di abbigliamento, però non mi ispirava da dire di portarmi all'acquisto. Però visto che io di solito d'inverno i berretti bianchi li sporco sempre con il fondotinta e non sempre riesco a smacchiarli del tutto, visto che questo berretto bianco mi piaceva, ho deciso di prenderlo. E per giunta mi è piaciuto il discorso che non fosse di quelli doppi, perché ho guardato anche circa 15 giorni fa al mercato di Montebelluna, però avevo visto che ne avevano sì di bianchi, però non erano così, avevano quelli fatti doppi. Per carità, se sono 0 gradi mi va bene anche quello doppio che tiene più caldo, però se le temperature cominciano ad alzarsi e quelli doppi mi fanno troppo caldo, e allora questo singolo ho deciso di prenderlo, che mi ispirava di più. Poi, allora, da Piazza Italia non ho preso niente, non avevano niente che mi ispirava, avevano prodotti sì scontati del 50%, però erano prodotti di un mese, 2 mesi fa, per cui non mi ispirava niente. Però da OVS ho trovato le tovagliette, io le uso sempre perché ho la tavola in legno e se metto piatti caldi sopra il legno si segna, per cui uso sempre queste tovagliette sia per colazione, pranzo e cena. E per cui, visto che non sempre riesco a smacchiarle, perché delle volte si fanno certe macchie d'olio o di qualcos'altro che non si toglie, ho deciso di prenderle, e anche di solito in questo periodo natalizio le prendo perché mi piacciono quelle con il colore rosso, per cui io le ho prese entrambi. Allora, questa per 6 euro e l'ho presa con questa tonalità scozzese, ne ho prese 2, le altre 2 sono dentro questo sacchetto.
Questa qui invece costa di più perché questa costa 9 euro ed è fatta così, sempre la tovaglietta con il proprio tovagliolo. Queste sono le confezioni che vi dicevo di rossetti, praticamente ne ho due, una per i rossetti in stick e una per i rossetti liquidi. Di solito utilizzo i rossetti liquidi e quindi ho un miscuglio di marche che sono quelli che più uso, e di solito faccio il cambio stagione perché ci sono colorazioni che porto di più in inverno e colorazioni che porto di più in estate. Però in questo periodo ho messo sopra questo qui, che questo qui ha i rossetti in stick più una palette di Anastasia Beverly Hills, che vi devo dire non è niente male. Se si vogliono provare vari colori non è niente male, soltanto che questa qui va utilizzata con un pennellino e messo il colore che si preferisce. La vendono ancora, la vendono da Sephora. Comunque qui ci sono vari marchi, aiuto, che ho catapultato il fondotinta. Qui ci sono vari marchi e vi devo dire che questi di Kiko sto pensando di tirarli via. Questo che ho messo questa mattina, come vi dicevo anche prima, non mi convince molto e adesso sono più o meno 3 orette che ce l'ho su e sento anche le labbra sul secco, per cui penso veramente di eliminarli, di toglierli da questa postazione, che sono quelli che frugo, che guardo, che decido al mattino quale mettermi. E in questo periodo natalizio mi piace andare a vedere che alberi che ci sono, perché il mio è verde, è molto alto e volevo quasi quasi cambiarlo con uno di questi qui bianchi, per cui vi faccio vedere due soluzioni che ho visto. In questa foto ho visto questo primo così bianco, però è alto 1,80 m. A me piacciono di più quelli alti 2,10 m, perché questo qui dietro, che sarebbe quello quasi l'ultimo, è alto 2,10 m. Qui 30 cm in più, diciamo che non sono male, però allo stesso tempo, sempre nel stesso negozio che è l'Hobby, che forse è una catena come il Mercatone 1, diciamo, solamente questo si chiama Hobby ed ha altri prodotti. E c'era anche questo era già decorato, è sempre 1,80 m, però questo c'era il cartoncino che c'è la possibilità di richiederlo sia a 2,10 m che a 2,50 m. Cioè, di per sé, vedendoli così, sono carini tutti e due, hanno queste foglioline sul bianco che mi ispirerebbe prendere. Però il fatto è che questo l'ho toccato con le mani e questi, aiuto che si sta spegnendo la foto, e ho scoperto che i rametti sono più duri, mentre in questo qui i rametti, toccandoli, sono più soffici, e questo mi porta sempre che questo come materiale sia meglio. Però resta il fatto che non ho visto la misura di 2,10 m, per cui per il momento sì, sto guardando, ma diciamo che non ne sono molto convinta, perché mi sono resa conto che questo dovrei rialzarlo qui sotto, metterlo sopra una scatola, e non so se vedendomelo in cucina con questo rialzamento se mi piaccia oppure no, perché vi dico che quello che sono abituata, che è 20 anni che lo faccio, è altissimo, ma viene messo a terra normalmente, non devo rialzarlo. Sono appena tornata da queste due spese da Bottega Verde, che non vi faccio vedere cosa, perché praticamente ero andata per quei due che sono i profumi a bastoncino. Poi più o meno vedete che ho preso dell'altro, per cui ho deciso di fare anche quest'anno un video sui prodotti natalizi di Bottega Verde. Mentre da Tigotà ho preso il perlana, questo alla lavanda, che è quello che mi piace di più utilizzare. Poi ho preso il Calgon, questo qui liquido, che è quello antibatterico, 2 confezioni della MAM di ammorbidente, il deodorante questo qui della Sauber, che è quello che utilizzo di più,
il dentifricio sbiancante della Z e un sacchetto di polvere che ho preso, questo qui, lavatrice bianco. Ho detto, boh, non l'ho mai provato proprio, perché di solito prendo altri marchi e questa volta ho preso questo. E oggi sulle labbra ho deciso di riutilizzare, ripescare dalla collezione Beauty questi rossetti Kiko, che sono i Velvet Passion Matte Lipstick. Questo in particolare che ho su è il numero 319. Sapete che fine che fanno anche questi rossetti Kiko? Vanno eliminati, a me non piacciono più, li sento secchi sulle labbra. Come vedete ha fatto qui che è completamente, quasi completamente andato via, e si vede questa differenza di colore che sinceramente non mi piace molto. E rispetto ad altri li sento secchi, per cui preferisco gettarli via. Vi faccio aiuto. Beh, due mi sono caduti, però qui ho gli altri e non li tengo perché veramente non mi ispirano. No. Infatti oggi ho pensato, ne provo una colorazione, vediamo anche questi che fine che fanno. Quello di questa mattina della clip precedente era più luminoso, questi sono più opachi, ma di per sé l'effetto è lo stesso, non mi ispirano molto e non mi ispirano molto come testo, perché qualche colorazione, specialmente adesso non so se le trovo, se siano anche queste colorazioni così. Per dirvi, questo è il numero, aspettate, 333, cioè è molto particolare, adesso se lo inquadra, è molto particolare da utilizzare anche in questo periodo autunnale, però e sono stati utilizzati anche poco, ma cioè, vedo rossetti che hanno una resa migliore, e anche queste forse da riprovare, quello lì che mi ha fatto vedere, ma boh, non lo so. Comunque penso di eliminarli perché non mi ispirano molto. Oggi piove, in teoria dovrebbe arrivarmi il pacco, in teoria. Vediamo alle 9:30 cosa mi risponde, sì, cosa mi arriva scritto sull'email di Bartolini. Sono appena stata dal lavaseco, che ho portato un pantalone da lavoro di Davide da accorciare. Adesso sono qui al supermercato Cadoro, quello di solito dove io vado a fare la spesa, perché qualcuno, senza fare nomi, ha quasi finito gli arachidi planinati e sono buoni, per cui ho pensato posso passare e andare a prenderne una o due confezioni, più un sacchettino di verdura, giusto per non prendere solo le arachidi. E a posto così, anche perché piove, per cui non prendo il carrello, perché altrimenti diventa una tortura andare a fare la spesa. Per quanto riguarda gli alberi di Natale, continuo a guardarli. Ho scoperto, li avevo visti dai cinesi, però ci avevo dato un'occhiata, sì, no. Poi questa mattina li ho guardati su Amanzo, quegli alberi che hanno già le luci attaccate, diciamo. E ci ho dato un'occhiata da Amanzo. Ce n'era uno di carino, sinceramente, però non avevano la misura 1,80 m, avevano la misura o 1,50 m o 2,10 m. 2,10 m mi sarebbe anche piaciuto come altezza, però la base massima di larghezza è di 130 o 135 centimetri, e con il metro ho provato a misurare, sì, ci sta, però visto che è vicino alle cassette di legna, non so se potrebbe andare proprio bene, anche perché con questa misura di 1,30 m più o meno è quello che già c'ho, ma non c'ho voglia di tirarlo fuori, di attaccare le luci e di farlo. Però più o meno come misura lo conosco, ma visto che lo conosco, so che d'inverno, poi avendo il posto per le legne, dà un po' fastidio, perché occupa quasi mezza cassetta legna, e si è costretti, se si portano le legne, stare più spostati quando si mettono nella cassetta, per cui è un po' un'indecisione se farlo oppure no. E vi dico che non costava neanche tanto, perché costava, quello da 2 metri
e 10 con 70 o 80 euro ce l'avevo, per cui non era una cifra eccessiva, ma è la misura che mi mette qualche dubbio, perché stavo pensando, per una mia idea, se lo rimetto sul solito posto, di avere una misura più piccola di 1 metro come base. E poi mi è venuta un'altra idea, pensando a questi cinesi che hanno quelli più piccoli, sempre con le luci già accese, che eventualmente prenderne di uno di piccolo e metterlo sopra, perché ho un vaso fiori finti con sotto messo sopra un porta qualcosa e avevo quasi pensato di prenderne uno di quelli piccoli, a togliere il vaso per questo periodo natalizio, eventualmente metterglielo vicino e mettere sopra questo alberello piccolino. Ma vediamo, adesso guardiamo se è aperto il supermercato, possiamo andare a prendere quelle 3 cose e speriamo di non lavarci troppo. Già fatto il giro dal supermercato, praticamente ho preso le 2 scatole, dopo ve le faccio vedere, ma intanto chiacchiero un po' con voi, visto che volevo aspettare che aprissero i cinesi per andare un'occhiatina a questi alberelli, eventualmente prendo una morbidente giusto per non uscire senza niente e a posto così. E comunque sono passata da questo supermercato, ho preso le due scatole di arachidi planinate, un sacchetto di lattughino e una confezione di tramezzini, prosciutto e funghi. Poi sono arrivata, cioè ho fatto il giro del reparto biscotti, ho visto che c'è il scaffale con scritto novità Nutella Biscus, e però non ce n'era neanche una confezione. Allora ho pensato, quando sono arrivata alla cassa, alla ragazza gli ho chiesto: ma questi biscotti, ho visto il scaffale ma è vuoto. Allora mi ha detto: beh, intanto sono andati venduti tutti subito e comunque dovrebbero avere il restock la prossima settimana, per cui mi ha detto: prova a ripassare la prossima settimana che dovresti trovarli, e che sono andati praticamente a ruba, perché gliel'ho detto, cioè, perché lei, facendo 4 parole con la commessa, lei mi ha detto se vede che sono buoni, ma allora gli ho detto anch'io sono stata presa dalla curiosità di assaggiarli e vedere che gusto hanno, e allora mi ha detto non sei stata l'unica ad avere questa opinione, visto quanti ne abbiamo venduti adesso che la prima partita praticamente che sono arrivati. Vediamo la prossima settimana se riesco a trovarli. Dai cinesi, che con la mia ricerca dell'albero o di qualcosa da decorare un attimino per Natale, ho trovato questa rama che, beh, poi ve la faccio vedere accesa, che ha questi fiorellini sulle punte che fanno luci, tipo luci d'albero di Natale, sono bianche, con luce calda se non sbaglio, e vanno ad intermittenza come fosse un albero di Natale. Poi lo monto e mi faccio vedere. Nel frattempo vi faccio vedere la mini spesa. Allora, le arachidi mi perdo nel dirlo, planinate, e ho preso 2 scatole, il tramezzino e l'insalatina. Poi sono passata da un negozietto che si chiama Bergi, che vende tutte cose dolci. Sono partita con l'idea di provare a vedere se trovavo i biscotti della Nutella, ma non li ho trovati. Invece ho trovato quest'anatra all'arancia del marchio Borsari e ho deciso di prenderla. Sono 750 grammi, che per me vanno più che bene, perché diciamo che i panettoni da 1 chilo mi diventano un po' pesanti da finire, mentre questa misura da 750 mi è più comoda, anche perché ce ne sono di vari marchi, di vari formati, di vari condimenti, per cui preferisco prendere cose piccole e assaggiare qualcosa in più. Poi qui dentro nel sacchetto ho preso 2 confezioni di questo tè. Questa è la marca Mlesna e questo è il tè che l'ho preso all'arancia e cannella. Ne ho prese 2 confezioni perché una l'ho già finita, ne avevo preso una, l'ho assaggiata, è piaciuto, per cui questa volta ne ho prese 2. Poi ho preso una confezione di questi roll black del marchio Lago
E di questo marchio, se non erro, qui ci dovrebbe essere un altro pacco di biscotti che forse non c'è, che è, allora, ho preso un panettone piccolo, sempre dello stesso marchio Borsari, che questo qui sarebbe il panettone classico. Ho preso una confezione di Ferrero e una confezione di Pocket, ed eccoli qui gli altri biscotti, sempre del stesso marchio. Ho preso questi qua che sono tipo i Loacker, ma sono buoni anche questi, non è la prima volta che li prendo. 4 confezioni di polvere di cacao in polvere per fare la cioccolata calda della Lindt al gusto arancia, e ho trovato finalmente, dopo che non sapevo che calendario dell'avvento prendermi, visto che quest'anno quelli beauty non mi ispiravano, visto che alla fine acquisto beauty tutto il tempo dell'anno. Mi arriva la beauty box e non avevo visto motivo che mi attirasse di prendere i calendari dell'avvento beauty. Cercavo allora un calendario dell'avvento su qualcosa di cibo. Avevo visto un marchio che adesso non mi ricordo, che aveva fatto sempre calendari dell'avvento con i disegni tipo di cartoni animati dei bambini. Adesso non mi ricordo di preciso, non saprei spiegarvi di preciso più o meno. Mentre in questo negozietto del marchio Lindt, visto che la cioccolata non è niente male, ho trovato questo calendario dell'avvento che arriva dall'1 al 24. Per cui ho deciso di prendere questo e vediamo al suo interno, speriamo bene di trovare cose buone. A parte qui dietro ci sono questi disegnetti, non lo so se sia quello che si trova all'interno, perché di solito dietro c'è scritto cosa c'è all'interno, e come vedendola così non è niente male. Poi, come calendari dell'avvento sempre di questo marchio Lindt, ce n'era un altro, era fatto ad albero di Natale, in legno, e c'erano appesi tipo a forma di pallina questi cioccolatini, le classici cioccolatini, quelli rotondi di Lindt, però erano tutti uguali praticamente, c'era sempre questo qui rosso, e allora e costava anche di più, per cui ho pensato e ho preferito provare a prendere questo, che con 6 euro, se non sbaglio, 6-7 euro me lo sono preso. Adesso ho qui lo scontrino, vediamo, Lindt calendario 6,49 euro, per cui speriamo bene. Adesso provo a mettere in piedi questo ambaradan e ve lo faccio vedere con le luci accese. Ed ecco qui questo, a parte le rame che sono più da aprire in questo momento, perché lì sotto che c'è quell'affare quadrato, schicciando si può cambiare l'andamento delle luci, perché se io adesso lo schiccio, le luci dovrebbero cambiare. Ecco, come vedete adesso vanno in tutt'altra maniera. Comunque questo è l'effetto, basta. Adesso devo un attimo aprire i rami, vorrei cambiare un attimo e mettere, questo dovrebbe essere sempre acceso se non sbaglio. Vediamo questo, ecco, questo va un attimo più tranquillo. Provo a spegnere la luce e vediamo il suo effetto. Adesso ve lo sto mostrando qui, anche perché ho 2 posti in mente dove metterlo, e ci devo un attimo provare e decidere dove posizionarlo, però diciamo che non è niente male, e ci ho dato 20 euro. Per cui diciamo che come spesa non è stata eccessiva, non ci devo lavorare da stare lì, prepara l'albero, metti le luci e tutto quello che ci deve fare, decoralo e tutto quello che ci va dietro. Poi a gennaio lo devo anche smontare. Questo lo metto lì, lo accendo, quando sono stanca lo spengo, e quando arriva gennaio lo devo solamente mettere dentro il proprio sacchetto, che sinceramente, vedendolo così, visto che di per sé sono dei fiorellini
che adesso riaccendo le luci, se parte la luce. Come vedete, provo a farveli vedere da vicino, sono dei fiorellini, non è niente male anche se ci faccio fare una vita più lunga di un classico albero di Natale, lo tengo fuori di più. Adesso spero di riuscire a fare questa clip prima di dover caricare la batteria. Allora, questa mattina sulle labbra ho messo uno di quei rossetti nuovi che trovate sui kit che ha fatto per Natale. Ho messo Girl Trips, comunque ho controllato e la commessa mi aveva detto guarda che sono edizioni extra che non c'entrano con quelli in edizione permanente, nella collezione permanente, però io ho controllato, i nomi sotto dei rossetti sono uguali a quelli che si possono trovare nella collezione permanente, per cui questo è Girl Lips ed è, lo so, cioè io ci provo, ma ve lo dico così perché so che fa una fatica atroce inquadrare. E questa è quella colorazione più chiara che c'è nella confezione. Poi, se ce la faccio, eccolo qui, per fortuna che l'ho trovato subito, vi faccio vedere anche la colorazione più scura che si chiama Board Meeting. E io, guardando sul sito, mi sembra che questi due nomi ci siano. Sugli occhi invece ho rispolverato la vecchia, come si chiama? La vecchia palette di Natale di Too Faced, la Gingerbread Spice, quella dell'anno scorso, e vi devo dire che mi sta piacendo. Vorrei quasi quasi dire che per un mio tonalità di pelle forse è quasi meglio rispetto a quella nuova, però giusto per arrivare a fare un video di confronto le sto testando, una la sto ritestando, una la sto testando giusto per farmi un'idea che differenza che ci può essere tra l'una e l'altra, perché se non sbaglio, guardando il sito proprio ieri o l'altro ieri, c'era sul sito di Sephora sia l'una che l'altra, per cui c'è ancora la possibilità di decidere se piace più l'una o più l'altra. Intanto l'ho posizionato lì dove di solito facevo l'albero, lì ho messo anche il calendario dell'avvento. Comunque questo qui potrei anche metterlo lì sopra, che vi dicevo che c'è un vaso, potrei togliere il vaso e metterlo anche lì sopra volendo, oppure vicino al televisore su quell'angolo, però lì c'è il profumatore c'è questo profumatore, questo qui che ho preso che avevo preso ancora con i regali di Bottega Verde, e qui c'è questo vaso qui con dentro i pompadour bonbon, non mi ricordo più come si chiamano, ormai non sono neanche più profumati e c'hanno anche della polvere. Comunque o di metterlo qui oppure di lasciarlo lì dove è messo attualmente. Comunque vi devo dire che luce ne fa, perché se io adesso spengo le luci vedete che non è niente male come effetto che sta facendo. Adesso ci sono le luci spente e a me piace molto. Vi faccio vedere com'è arrivato il pacco di Sephora. Intanto mi è arrivato una confezione enorme, che di solito mi arriva un pacchettino metà di questo. Poi mi è arrivata questa busta qui che è tutta con le decorazioni natalizie, però è tipo una busta. Qui sotto c'è un altro sacchetto. Allora ci sono carte e cartine solite. Qui sotto c'è il sacchetto con il kit di quello che ho preso, e questa è la confezione che ho preso. Praticamente, aiuto, c'è il doccia che sono 90 ml, c'è questa crema che dovrebbe essere 75 o 70 o 75 ml, questa che dovrebbe essere 50 ml, questa l'ho già provata e vi dico che è molto buona. E per finire c'è questo stick labbra che vi devo dire che non è niente male, io ne ho sentito parlare bene e ho deciso di provarlo pure io. Eccolo qui il kit natalizio, uno dei kit natalizi che si può trovare di questo marchio Sol de Janeiro, sempre su Sephora.
Sono appena stata nel panificio che fa i pani a legna, ne ho prese due perché ero rimasta giusta con 3 fettine. I biscotti questa volta avevano questi e questi, non avevano gli altri che sono quelli lunghi tipo Casarecci, ma non li avevano, allora ho preso quelli che avevano. Poi sono passata in macelleria e ci ho preso un po' di carne, un po' di salamella, il cotechino, le bracciole senza osso e l'hamburger e un po' di salsicce. Adesso di ogni confezione ci scrivo il nome di cosa sono, così le congelo con la scritta di cosa sono, così quando mi servono le trovo subito. Sto preparando il pranzetto per oggi. Qui ho delle patate dolci e di qua mi sto preparando il sughetto per fare un risotto con il radicchio tardivo, che ne ho utilizzato un ceppo, e la salsiccia. Poi ci aggiungo un po' di dado per dare un po' di gusto e così preparo il risotto. Poi quando lo metto sui piatti, se mi piace, ci aggiungo un po' di grana o qualsiasi formaggio da grattugiare. Domenica, mezzogiorno e mezzo e non siamo indecisi dove andare, cioè indecisi più o meno, fanno una sagretta a Miani, però ha piovuto fino a poco fa e non sappiamo se hanno aperto lo stesso oppure no, per cui una decisione potrebbe essere: andiamo a vedere a Miani se c'è cibo, se no andiamo a Pedavena, che Pedavena è un locale, per cui di conseguenza non c'è problema del tempo. Vediamo adesso cosa decidiamo di fare. Cosa desideri? E questo è il tendone dove abbiamo fatto questo pranzo di San Martino. Come vedete è molto piccolo, ma comunque abbiamo mangiato bene. Quello che avete visto è quello che abbiamo mangiato, preso noi. Dopo non c'era granché, sentivo una macchina e non sapevo da che parte arrivasse. E comunque è questo. Qui il tempo di oggi è così, nuvoloso, ogni tanto piove e domani dovrebbe essere un po' meglio, però poi rimettono pioggia ancora, per cui diciamo che l'autunno è arrivato. E questo è il fiume Piave, che di solito c'è poca acqua, in questo momento è così. Non ci sono i danni dell'anno scorso, ma comunque acqua ce n'è. Davanti di noi abbiamo un po' di... No, qui davanti da noi abbiamo un po' di chiaro da sole. Chiaro. Non contenti, per stasera ci siamo fatti fare 2 porzioni, questa è una di musetto, erbette e questo è crème, per cui abbiamo anche la cena pronta. Se eventualmente non va mangiato questa sera, lo mangiamo domani. Il trucco di oggi l'ho fatto con l'Olita Porrina e all'inizio ho messo questo colore e questo è nella parte finale. Adesso vi faccio vedere l'effetto che, giro la telecamera, l'effetto che ha sui miei occhi. Questo è l'effetto sui miei occhi, che c'ho una luce sparaflesciata. Forse provo a chiudere questa. Comunque questo qui è l'effetto sui miei occhietti, perché ieri ho cambiato una lampadina e l'ho messa a quella che avevo ed è un po' più forte di quella di prima, perché adesso qui su le luci qui sopra c'ho più luce di prima e quindi se accendo tutto divento effetto pallida. Provo a spostarmi cercando di cambiare un po' di luci, però questo è l'effetto del trucco, mentre sulle labbra quello che è rimasto, perché ci ho mangiato sopra e non me lo sono rimesso, ho utilizzato uno di questi rossetti in stick di Huda Beauty. Questo che ho su è nella colorazione Girls Trip, è scritto qui Girls Trip, probabilmente non lo inquadrerà mai, non so se così riuscirete a leggere qualcosa, e questo è l'effetto del trucco di oggi.
Appena tornata che sono andata in agenzia ho un capello, sono appena stata in agenzia che ho portato il saldo, che sono 150 euro, di una gita di un giorno per 2 persone, che sarebbe nel Friuli e sarebbe di prodotti gastronomici. Si andrebbe a vedere un prosciuttificio, una cioccolatteria e poi non so che altro, perché penso che in una giornata di non fare solo queste due cose. Comunque vediamo il programma vivendolo, a parte che tra più o meno, perché dobbiamo questa gita è prenotata per il giorno 8 dicembre e quando mi arrivano le carte che di solito si fanno prima di viaggi, che c'è scritto il programma, le assicurazioni e bla bla bla, in teoria dovrebbe essere anche scritto più dettagliatamente cosa si va a visitare in questo giorno. E vediamo dove ci portano. E sulle labbra ho rispolverato, beh, sugli occhi non ho messo niente, ho messo giusto il primer, quello di Fendi Beauty, per il fondotinta sì, ho fatto la base, però sugli occhi ho solo messo il primer di Fendi Beauty giusto per omogenizzare un po' la palpebra, e ho messo il mascara. Sulle labbra invece ho rispolverato un rossetto di MAC che si chiama Beach Nude, beh, ha questa confezione un po' colorata. Sinceramente non so se questa colorazione ci sia ancora, però è un bel punto di viola, secondo a parte che come al solito qui mi va via e se ho un rossetto nude non si vede questa differenza, ma con i rossetti più colorati mi si nota questa differenza, per cui se sto così con la bocca chiusa non si vede questo stacco. Comunque come colorazione non è niente male, sarebbe questo, e lo avevo preso ancora l'anno scorso o 2 anni fa, per cui sì, non è una nuova colorazione, però come colore mi piace, che non è uno di quelli che lo metto e poi dico non mi piace, lo metto da una parte, come mi è successo con i rossetti di Kiko, che li ho ritirati fuori, provati e veramente non ce la faccio, non ce la faccio. Vedo che texture ce ne sono di meglio, più confortevoli sulle labbra. Infatti anche questo sono più o meno sulle 2 ore e mezza che ce l'ho su e sinceramente non me lo sento. Ok, adesso mi cambio, che ho messo su questa magliettina e devo scaricare la lavatrice, che ho lavato i pigiami e devo scaricare la lavatrice.